E saluto a tutti di un piacere di ritrovare in Onterce FM per una settimana nuova de Campa qui. Abbiamo scelto un ebbio questa settimana e per questa prima data ci andiamo in un comune di Gualegal, in piazza di Gualegal, per ritrovare un agricoltore, ma che è stato studioso e quindi orgoglioso di lui un maire di Gualegal, si chiama Lulu Bellini. RCFM e Campa qui. Sono sempre stato appassionato per la campagna. Da Zidillo sognava, aveva un'esplotazione agricola, sognava, tanto come era giugo, aveva gli animali che erano in funzione a Moldavia. Erano galline, erano lappini, erano oghe, erano tutti animali così. Dopo sono grandato e la vita mi ha chiamato a strimente, a quell'epoca i parenti non abbiano mica con gran passione i giovani mettersi a lavorare a terra perché egli stessi e i suoi figli erano assai sofferti, assai travagliati e non hanno mica sempre avuto cosa li volevano. Dunque Agostino e i miei parenti mi hanno fatto pigliare un'altra strada, ma come ero appassionato per la campagna ho cercato di scegliere un mestiere che mi permetteva di campare alla campagna, nei paesi. E per questo ho fatto una carriera di istitutore. Poi ho fatto un mestiere al paese e ero in contatto diretto con la campagna. Dopo aver insegnato in un pochi paesi e 35 anni dopo, dice radio, ho potuto realizzare il mio sogno di Zidillo. Come sono giunto a ritirata, ho creato un'esplotazione e vivo a movida di Zidillo. Allora ogni giorno faccio un allievo di burchi che trasformo ne faccio charcutteria e dopo ho una poca di vacche per avere i vitelli, vacche carne di razza corsa. Allora come charcutteria faccio charcutteria all'antica, come le facevano dei tempi, faccio la panzetta, faccio la uragna, faccio la coppa, il ronzo, un brisutto, faccio più un brisutto come lo facevano avanti, senza dire con l'osso, e entro gli giorno parecchi, non sono manco esperto in un brisutto cucina, dunque gli un pezzo di charcutteria che si vende in meno che si vende. Accanto a questo sommerre il paese legale, sommerre. Attualmente siamo un'equipa di 11 persone, tutto ognuno mette a mano, ognuno della sua partita. Abbiamo le nostre riunioni un minimo una volta al mese e mettiamo a punto tutto il lavoro che abbiamo fatto. Et de la plaine de Valécal, nous irons demain au village de Roudali pour retrouver deux associés agriculteurs, Jean-François Potonnier et Audrey Langlois, qui ont créé leur entreprise. Ils produisent, cultivent et distillent également des plantes aromatiques et médicinales. Nous les retrouverons donc demain à Roudali pour notre deuxième étape des Campa Qui dans le Nebbio. À domani. RCFM e Campa qui.